Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, Daniele Castagnaviz è il nuovo coordinatore regionale dell'Alleanza delle Cooperative. Anche Conf Cooperative a sostegno di Tasselli di Sostenibilità, festival sostenibile in programma da Aquileia sabato 25 settembre. Cantina Cormons, nuovi riconoscimenti e fatturato in aumento. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Cooperativa Nascente nasce nel 1987 su iniziativa di Don Emilio De Roia. Non serve tratteggiare la figura di Don De Roia perché credo che sia conosciuta in tutto il Friuli e credo anche fuori. Don De Roia, dopo aver messo in piedi Casa Immacolata per garantire l'accoglienza alle persone disagiate, alle persone emarginate di quei tempi, ha ritenuto che ci fosse, attraverso un loro impegno con il lavoro, uno strumento per dare dignità a queste persone affinché potessero riacquistare un loro ruolo all'interno della società. E questo valeva sia per le persone adulte che per i giovani. E quindi nel 1987 la Cooperativa Nascente, tra l'altro una delle prime cooperative sociali in Friuli, ha cominciato la sua attività dando lavoro a delle persone adulte attraverso piccoli lavori edili, attraverso la lettura dei contatori dell'acquedotto, attraverso piccola carpenteria e così via. Nel 2002, nell'ambito di un progetto etico che era la raccolta degli abiti usati, la Cooperativa Nascente ha voltato pagina e ha strutturato molto di più quella che era la sua attività, finalizzandola a un maggiore disponibilità nell'accoglienza attraverso le sue file delle persone disagiate, quindi garantendo loro il lavoro, e quindi attraverso un investimento considerevole fatto dei cassonetti in accordo con la Caritas ha garantito la raccolta degli abiti usati nell'arcidiocesi di Udine. Successivamente, grazie quindi a questo lavoro, l'evoluzione della cooperativa è stata tale che ha permesso quindi una crescita costante e continua. Pertanto tutto il derivato da questa attività ha permesso quindi di capitalizzare la cooperativa e metterci nelle condizioni di attivare ulteriori servizi affinché qualora ci fosse l'esigenza di ulteriore spazio lavorativo o che il settore degli abiti non dovesse più garantire la stessa redditività di prima, ci potesse quindi essere un maggior spazio lavorativo. In questo si sono attivati in modo più strutturato il verde, il traslochi e l'edilizia, garantendo quindi a tutte queste persone un notevole lavoro. Recentemente, grazie quindi al lavoro svolto da tanti soci, oggi siamo una settantina circa, la cooperativa è stata messa nelle condizioni di poter fare un notevole investimento che è la nuova sede operativa di Pasian di Prato. Questo perché da una parte la cooperativa era cresciuta, lo spazio presso Casa Immacolata non ci consentiva più di svolgere appieno in modo confacente le nostre attività, e dall'altra parte si sono creati i presupposti per un ulteriore sviluppo. Per noi questo rappresenta non un punto di arrivo ma un punto di partenza. Conf Cooperative, Lega Coop e AGC del Friuli Venezia Giulia si sono riunite in assemblea a Trieste per rinnovare gli organi dell'Alleanza delle Cooperative. il coordinamento fra le 3 centrali cooperative che nella nostra regione riuniscono complessivamente 751 cooperative con quasi 33.000 addetti.
Castagna, vice attualmente presidente di Confcooperative Friuli Venezia Giulia, ha sottolineato l'importanza di approvare il prima possibile la nuova legge regionale sulle cooperative di comunità. Nella cooperazione regionale, diffusa in tutti i settori produttivi, fondamentale è il ruolo del credito cooperativo. Le 9 BCC aderenti ai 2 gruppi ICREA e Cassa Centrale Banca annoverano più di 75.000 soci e della cooperazione di consumo 650 milioni di fatturato con oltre 200.000 soci. Importante anche il ruolo della cooperazione agroalimentare e della pesca, 617 milioni di euro con oltre 13.000 soci, agricoltori e pescatori associati alle 170 cooperative del comparto. Del settore produzione, lavoro e servizio, 613 milioni per 215 cooperative, e della cooperazione sociale, la quale con 202 cooperative impiega ben 12.864 addetti. Crescente infine il ruolo del settore cultura-turismo, oggi 91 cooperative per 40 milioni di valore della produzione, e nel settore sanità e mutue. Ci saranno anche le cooperative al festival Non Siamo Atlantide Tasselli di Sostenibilità, in programma il 25 settembre ad Aquileia. L'evento, il cui titolo riprende il mito della città sommersa, è uno spazio-tempo per persone, aziende ed associazioni per raccontarsi e ispirare una visione di territorio e terra orientati ai 17 obiettivi delle Nazioni Unite per il 2030. In un apposito spazio dell'area festival ci saranno anche imprese cooperative che presenteranno prodotti ed esperienze. Per info www.nonsiamoatlantide.com. Nonostante le chiusure e le restrizioni causate dall'emergenza Covid, la cantina di Cormons chiude uno dei migliori bilanci degli ultimi 20 anni, con il fatturato in aumento e una maggiore remunerazione delle uve ai soci. Lo racconta il presidente Filippo Bregant. La politica di rinnovamento e di efficientamento degli ultimi anni sta dando i primi risultati, dichiara il presidente, e quando ci riuniremo per l'approvazione del bilancio, contiamo di inaugurare il nuovo impianto di imbottigliamento. L'ultimo grande sforzo finanziario per ammodernare la cantina. La cantina intanto ha raccolto nelle scorse settimane nuovi riconoscimenti, ottenendo la Corona da Vini Buoni d'Italia e l'Award Rosso da Wine Hunter. Nascente è una cooperativa sociale di inserimento lavorativo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi per svolgere le nostre attività impieghiamo, e questo è per statuto e comunque per normativa, almeno il 30% di personale cosiddetto svantaggiato. Sono persone che nel nostro caso hanno problemi prevalentemente alcol correlati, quindi noi li seguiamo anche assieme al CERT e all'alcologia di Udine, Tolmezzo, insomma delle varie zone del Friuli. È ovvio che l'impiego di questo personale svantaggiato implica che comunque la cooperativa nascente deve essere in grado di svolgere qualitativamente il lavoro in maniera quantomeno sufficiente, perché i clienti rimangono sempre i cittadini, quindi privati piuttosto che aziende, piuttosto che enti pubblici. Le attività in cui Nascente opera sono molteplici. Fino a 5-6 anni fa l'attività prevalente era la raccolta degli abiti usati. Questa, per una serie di motivi legati prevalentemente ad aspetti normativi, sta un po' alla volta calando. Altri settori in cui opera la cooperativa, perché ovviamente è necessario differenziarsi, sono quelli dell'edile. Per edile noi intendiamo veramente sono finiture edili, nel senso che noi facciamo prevalentemente interni, ma questo vuol dire qualsiasi attività con esclusione degli impianti, per cui abbiamo muratori, abbiamo piastrellisti, cartongessisti, imbianchini, montiamo serramenti o li ripariamo, persiane, tutte queste cose qua. I clienti anche qui sono sia pubblici che privati. Abbiamo poi altra attività che è in forte crescita, che è quella legata alla manutenzione del verde, che svolgiamo non solamente in zona provincia di Udine, ma anche in Carnia. Altra
attività su cui stiamo spingendo è quella degli sgomberi o di gestione e trasporto rifiuti. Questo sviluppo è facilitato dal fatto che noi comunque per trasportare gli abiti usati, che sono normativamente parlando rifiuti, abbiamo dovuto richiedere le autorizzazioni appunto per il trasporto dei rifiuti. Aperta questa porta abbiamo differenziato le categorie, quindi non trasportando solamente rifiuti tessili ma tutta un'altra serie di tipologie, di recente a inizio anno anche i pericolosi. E questo è un mondo che ci dà possibilità di crescere e sul quale adesso stiamo vedendo di puntare. Poi abbiamo un altro settore storico che è di pulizie. Ecco, questo è un po' il quadro di tutto quello che al momento fa Nascente. Siamo una settantina tra operai e impiegati e il nostro parco mezzi conta quasi una trentina di furgoni di varie dimensioni necessari, in quanto tutta la nostra attività è sul territorio, quindi noi ci spostiamo sul territorio e ovviamente tutti gli operai hanno necessità di avere dei mezzi per poter raggiungere i vari cantieri di lavoro. Salve a tutti, la pandemia, l'emergenza sanitaria ha colpito duro tanti settori, sicuramente ha colpito molto forte il settore della cultura, del turismo e dello sport. Anche nei rapporti con gli enti pubblici ci sono luci e ombre. Tutto questo ce lo facciamo raccontare oggi in questa intervista da Serena Mizzan, presidente regionale di Federcultura, Turismo e Sport di Confcooperative. Presidente Mizzan, il settore turistico e culturale è stato molto penalizzato da un anno che non finisce più di pandemia. Qual è la situazione regionale? Un breve quadro. Innanzitutto quello che dice lei, un anno che non finisce più. I problemi sono giganteschi e lo sappiamo tutti. Io non credo che sia necessario o sia utile fare delle graduatorie, è una situazione drammatica per tutti. E di tutta evidenza, nel nostro caso però, le ripetute e continue chiusure dei musei, dei teatri, dei cinema, l'impossibilità di fare spettacoli che perdura da così tanto tempo, ha creato una situazione che sta veramente diventando ingestibile. Le imprese sono in gravissima difficoltà. È vero, siamo stati in parte sostenuti dagli enti, riconosciamo alla Regione la tempestività dell'intervento, è stata una delle prime regioni in Italia ad intervenire con dei provvedimenti che hanno permesso per esempio la conferma dei contributi per le attività culturali che erano già stati assegnati nel 2020. Però, parliamoci chiaramente, non è con i ristori che si risolve la situazione. Io credo che sarà necessario arrivare a degli interventi molto profondi e soprattutto che vadano avanti del tempo. Più è lungo un periodo di crisi, più sarà lungo il periodo necessario per la ripresa. Giustamente si guarda già al futuro e questo diciamo che magari è uno spiraglio di ottimismo, ma nel frattempo bisogna portare avanti le aziende, bisogna portare avanti le imprese con le persone, con tutte le strutture che sono già in atto, già in essere e che hanno bisogno di operare. Ecco, quindi come accennava lei, i ristori, i sostegni stanno arrivando, sono arrivati, sono sufficienti, si riesce perlomeno a traguardare anche con questi aiuti un'apertura futura? Ora lei mi fa una domanda alla quale necessariamente io devo rispondere che non sono sufficienti, perché non potrebbero mai essere sufficienti dei ristori a recuperare una situazione così difficile e così compromessa. Le nostre imprese hanno dovuto attivare la cassa integrazione. Con i ristori hanno potuto far fronte ad alcune spese fisse che non sono in nessun modo derogabili. Ripeto, questo può servire a tamponare la situazione. Noi dobbiamo fare in modo che le imprese rimangano in vita perché possano riprendere. Lei ha fatto riferimento al futuro. La cultura è potentemente impegnata nella costruzione del futuro per sua natura. Chi si occupa di cultura riflette per poter progettare e per poter andare avanti. È quasi naturale per noi essere proiettati nel futuro, ripensare. Molti di noi hanno rivoluzionato la loro attività
perché non basta rimanere vivi come impresa, per noi è importante anche continuare a alimentare il nostro pubblico, che siano musei, che siano cinema, che siano teatri, che siano soggetti che preparano e organizzano eventi. Il nostro pubblico ha diritto di continuare ad avere dei servizi. Molti di noi hanno attivato moltissimi servizi online che comportano dei costi che noi non possiamo ribaltare sul nostro pubblico in questa situazione, perché noi soffriamo di una doppia crisi. La crisi che investe noi come impresa e la crisi che investe l'intera popolazione, che si trova ad avere una disponibilità di denaro estremamente ridotta e quindi non ha la possibilità di spenderlo per acquisire servizi culturali. Benissimo, ma intanto c'è ancora il presente che incombe, e il presente vuol dire per tutte le imprese della cultura, dello sport, del turismo, avere a che fare molto spesso anche correttamente con gli enti pubblici. Quindi in tema di appalti, in tema di affidamenti, che problematiche ci sono? Perché anche qui forse snellendo qualcosa, migliorando, si potrebbe vedere qualcosa di positivo per il futuro. Beh, io credo che quando c'è una crisi bisogna sempre cercare di trovare anche nelle crisi qualcosa di positivo. E cosa può essere di positivo in una crisi? Il cambiamento. Alla base di un cambiamento c'è sempre una crisi. Che cosa sta accadendo? Devono essere rifatti dei bandi, devono essere fatte le gare d'appalto per gestione di luoghi di cultura. Ora, io credo che dopo questa crisi noi dobbiamo fare in modo che sia sempre più chiaro e evidente, e la crisi ce l'ha mostrato, come i servizi che vengono realizzati all'interno dei beni culturali, ripeto, teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche, sono servizi ad alta professionalità. E io credo che le imprese culturali possano dare un contributo significativo a questo. C'è un però, deve essere chiaro nel momento in cui le amministrazioni pubbliche predispongono le gare d'appalto per la gestione di questi servizi, che c'è una significativa differenza tra i vari servizi che essi mettono a bando. Molto tempo fa, con la legge Ronchey, fu introdotto il principio, anzi direi la terminologia, dei servizi aggiuntivi. Quella legge ebbe il grande valore di dare la possibilità di esternalizzare, chiamiamo così, alcuni servizi, e li chiamò servizi aggiuntivi. Ora sono passati molti anni, sono passati più di 30 anni. Quelli che allora erano definiti servizi aggiuntivi sono in realtà i servizi fondamentali delle istituzioni culturali, sono alla base della vita stessa, quindi non possono essere assimilati a servizi, diciamo, a minore valore aggiunto, senza nulla togliere ovviamente a diverse professionalità. Penso all'assistenza al pubblico, all'accoglienza del pubblico. Sono diventati servizi, nella nuova organizzazione dei servizi culturali, che richiedono una professionalità speciale, che è quella tipica che troviamo all'interno delle imprese culturali. Non vanno confuse con altre professionalità. Noi, con il nostro personale, dobbiamo fare grossi investimenti in formazione, per esempio. Questo comporta dei costi dal punto di vista dei costi del personale. Orbene, se gli enti pubblici vogliono che all'interno delle loro istituzioni culturali ci siano dei servizi di qualità, è assolutamente necessario che questi servizi siano gestiti da imprese che hanno delle professionalità ad alto valore aggiunto, e questo ha dei costi che vanno riconosciuti. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. La società cooperativa idroelettrica di Forni di Sopra nasce nel 1925, anche se ci sono dei documenti di archivio che fanno iniziare l'attività
nell'anno 1910, quando cercano di costruire una centrale idroelettrica per dare servizi alle aziende che in quel momento stanno nascendo in paese. La società cooperativa idroelettrica è una società molto piccola, ha 3 dipendenti impiegati e 3 operai. Abbiamo più o meno un 500 soci che sono praticamente tutti capifamiglia di Forni di Sopra. La centrale idroelettrica nasce nel 1948, comincia a produrre energia per tutto Forni di Sopra, però nel 1966, causa l'alluvione, viene distrutta. Il paese si mette tutto assieme, cerca di dare una mano sia all'amministrazione ma anche a tutti i privati, e nel 1968 viene completamente ricostruita. Diciamo che noi 50 anni dopo, nel 2018, abbiamo acquistato la nuova sede e abbiamo fatto l'inaugurazione proprio lo stesso giorno. Negli anni 2018, con l'arrivo della tempesta Vaia, abbiamo avuto grosse difficoltà, infatti molte linee sono state buttate a terra completamente. Questo però da una parte ci ha anche aiutato nel pensare che bisognava cominciare ad interrare queste linee, per cui abbiamo fatto degli interramenti anche con grosso impegno da parte della società, però siamo riusciti a fare queste operazioni qui. A seguito di quello che ci produceva la centrale, volevamo comunque o dovevamo comunque ampliare la nostra produzione di energia e non avendo molte acque a disposizione si è pensato di costruire degli impianti fotovoltaici. Infatti abbiamo 2 lotti di fotovoltaico da 200 kW l'uno e diciamo che la produzione annuale della idroelettrica è, mediante questa centrale, di 1,5 milioni medio di kilowatt all'anno e altri 500.000 kW prodotti dall'impianto fotovoltaico. Abbiamo avuto dei danni anche con le abbondanti nevicate di dicembre 2020, perché diciamo che la società ha circa 80 km di linea da gestire e viene gestita da un'altitudine di 900 metri dove c'è il paese fino a 2000 metri dove ci sono gli impianti di risalita del Varmost. E in effetti con la nevicata di dicembre abbiamo avuto 3 tralicci che si sono piegati con un grosso danno e adesso per il momento abbiamo fatto dei bypass e adesso appena andrà via la neve vedremo come dovremo operare anche in quel caso lì. Però diciamo che l'interramento delle linee è una delle nostre idee, perché più riusciamo ad interrare e meno problemi avremo nel futuro. Per quanto riguarda le tariffe, la cooperativa fa delle tariffe che sono veramente allettanti, avendo quasi tutti i capifamiglia di Forni di Sopra soci della nostra società cooperativa idroelettrica, hanno delle bollette che sono un attimino inferiori a quello che è la normalità. Inoltre, ad ogni bilancio, ad ogni fine anno, il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea i ristorni. Quindi sui nostri utili, una parte degli utili vengono restituiti ai soci, diciamo, andando a diminuire quelle che sono le bollette successive. La società cooperativa idroelettrica ha dei buonissimi rapporti con le amministrazioni comunali, sia di Forni di Sopra che di Forni di Sotto. Noi in questo momento stiamo gestendo per entrambi i comuni sia l'illuminazione pubblica, sia gli impianti a biomassa
sia i fotovoltaici che anche nel comune limitrofo sono abbastanza importanti.